Peccato! Come ti permetti? Professore! Io! Sei cornuto! Sto deficiente! Dico a te! Quel ragnetto là! Io dice tua madre, tuo padre, la famiglia tua. Ma cosa fa? Non fa? Salame. Ma dei pezzi, Pezzi provoca una ragazza. Ma fa quello che ti fatto per fare. Dai. Il salame. Dai. Il salame io mangio. Una fetta ma mangio. Attentato e mi la mangio. S'affitta la zinna. Quanto è duro. S'accorge che la zinna. Zinna. Tutto il lardo e si scioglie il coltello. Che ha parlato? Giuseppe! Il lancio del bagno. Ho volto nel lancio di oggetti che si conclude con il lancio di un bagno. Per il bagno con avanti. Gabriele, ti ricordi quando gli hai detto che Fabiana ha buttato un banco di sotto? Professore, ma ti ha buttato sotto il giacchetto. Dove? Professore, Fabiana ha buttato di sotto un banco. Dov'è? Non lo vedo. Ma quello che io Sì. Musellone una sera va. Una sera si affaccia alla finestra e vede un macellaio che affetta un pochino di largo. Anche ha una strana sensazione, un brivido lungo le zinne. E che dice, vabbè, sarà solo una sensazione. Allora va a dormire. La mattina dopo si sveglia, più viscido e leggero. Solo che al primo colpo non si accorge che gli manca qualcosa di essenziale per la sua vita. Allora decide di alzarsi, dice mi faccio una doccia, si avvia verso la doccia, poi